Amici bellini, è un nuovo giorno ancora e dopo l'intervista fatta allo Zoccolo Duro per parlare del Milan, oggi parliamo del Napoli e io sono onoratissimo, quindi voglio veramente, voglio un sacco di mi piace quest'oggi perché questa è una cosa speciale che gli altri veramente non fanno, quindi io vi lascio il link in basso per scaricare OneFootball che ci tiene aggiornati su tutte le cose del Napoli, ma dove non può arrivare l'app è nelle interviste speciali dei professionisti, di gente che ne capisce, lo fa per mestiere e io vi metto a disposizione altri punti di vista solo sul Caffè Napoli 1926, Valerio Fluido per voi, enjoy. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Amici bellini, la vedete, eccola lì, Sabrina Uccello, per me è un onore avere la giornalista per Calcio Napoli 1926, che tra l'altro era un portale per me di riferimento. Poi noi diventiamo Caffè Napoli 1926 non a caso, collaboratrice per Marca Claro, anche per la Gazzetta dello Sport. Sabrina Uccello, grazie mille per essere nostra ospite oggi. Grazie, buonasera a tutti, come stai? Tutto bene, amica mia. Oggi facciamo questa cosa speciale per il canale e ti ringrazio per la disponibilità. È un piacere. Sabrina, grande osservatrice anche internazionale, è il nostro punto di riferimento per quanto riguarda anche il Sud America. Io se ti seguo sui vari social. E partiamo da questa pausa delle nazionali che finalmente è finita. E tu avrai osservato il buon Lozano in nazionale che va anche in gol. Come l'hai visto? Sì, ma diciamo innanzitutto che avremmo fatto sicuramente a meno di questa pausa perché ci ha portato anche tante situazioni negative, mi riferisco al Napoli perché abbiamo Rachmani, sai, con il coronavirus La e poi insomma. notizia di pochi minuti fa, esatto. Sì, 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 e poi vabbè, sappiamo insomma Osimhen, però per quanto riguarda Lozano sicuramente è stata una parentesi per lui positiva, non si è allontanato molto perché il Messico ha giocato in Austria, Sì. quindi insomma è rimasto quasi nei confini nazionali e il fatto che sia andato in gol certifica sicuramente l'ottimo momento che sta vivendo. In realtà insomma forse abbiamo sbagliato l'anno scorso a pretendere da lui non solo un posizionamento che non poteva occupare, ma anche una tecnica che non ha, perché sicuramente è un calciatore che è valorizzato quando può attaccare la profondità e insomma andare di contropiede. Esattamente, esattamente. E qui ci rifacciamo subito alla seconda domanda perché tutta Napoli si sta interrogando sulla possibilità che Gattuso cambi modulo, ritorni a un 4-3-3 in vista del Milan, probabilmente più dovuto alla mancanza di Osimhen che altro, non per mettersi contro, diciamo, per aspettare il Milan, ma per la mancanza di Osimhen. Tu come la vedi? Perché io non sono sicurissimo che lui ceda e ritorni al 4-3-3. Tu come la pensi? No, infatti non ne sarei così Mm. convinta. Se eventualmente dovesse passare a un 4-3-3 sarà più una questione di necessità proprio numerica, perché poi spostando Mertens nella posizione di centravanti difficilmente giocherà con Petagna perché altrimenti poi sprecherebbe le cartucce, no? Mm. Per quella posizione. Penso che insomma il 4-3-3 a livello numerico possa essere sicuramente una delle possibilità, però il Napoli affronta il Milan che oggi è in testa alla classifica e lo fa per il vertice e insomma devi andare più o meno con il modulo e i movimenti a cui ti sei abituato, quindi un cambio così repentino magari potrebbe anche far perdere l'orientamento. Quindi mandare anche un messaggio sbagliato. Noi adesso ritorniamo ad altre abitudini. Il Napoli sta giocando un pochino più diretto e ci sembra che lo possa fare anche con Mertens centravanti. In questo caso, credo che Gattuso darà un occhio anche alle statistiche e capire se i ragazzi che sono tornati dalle nazionali sono in forma. Ma secondo te lui ha già un'idea di come schierare l'attacco? Perché un Lozano così in forma, un Elmas tornato così galvanizzato, secondo me vanno sfruttati nel pieno del loro anche entusiasmo.
Ma io penso che lui, insomma, sicuramente schiererà, come ti dicevo, Mertens, posso immaginare. Io darei una chance ad Elmas perché a livello offensivo, tra l'altro, tutte le possibilità, mi sembra essere quello che può effettivamente poi ricoprire quel ruolo. Mm. Non penso che farà meno di Lozano in favore di Politano, perché ti ripeto, avendo Lozano giocato, sì, ma essendo rimasto più o meno nei pressi, Mm. dovrebbe almeno essere meno stanco sotto questo punto di vista. Poi oramai è lui il titolare di riferimento su quella Vero. fascia, quindi è una partita di cartello, ti affidi agli uomini verso i quali nutri maggiore fiducia, e penso che insomma inevitabile sarà schierare Insigne perché sicuramente ha un impegno, due impegni importanti sulle spalle, però è anche galvanizzato da questo momento con la nazionale di cui praticamente è diventato il simbolo, e poi è il capitano, quindi non gli puoi sicuramente negare quella che oggi è la sfida più importante. E sicuramente questo mi riporta anche a un pensiero che ho sempre fatto e volevo il tuo parere al riguardo. Quando prendiamo Lozano, qualcuno lo individua come un vice Insigne perché magari giocando a sinistra, rientrando. Tu che l'hai visto più volte di noi sicuramente in tutte le varie situazioni, anche in nazionale, io lo ritengo ancora più imprevedibile a destra. A me piace ancora di più. Beh, sicuramente nasce per giocare a sinistra, Ok. questo va da sé, che insomma è sempre stato il suo ruolo, e penso insomma che si sia difeso sempre bene in quella posizione, però sono d'accordo con te, ma secondo me la questione è anche mentale, nel senso Mm. che quando non gioca come vice Insigne, ma gioca a destra, si sente anche maggiormente padrone del suo destino e di quella fascia, quindi forse gioca con una serenità diversa perché sa che lì nessuno gli può togliere il posto. Nella peggiore delle ipotesi dovrà cedere qualche minuto a Politano, no? Mhm. Come è giusto che sia tra le tante competizioni che si disputano. Quindi penso che sia anche una questione mentale, però sono d'accordo con te, non demerita sulla destra assolutamente. Dispensa assist, io lo vedo imprevedibile perché non deve per Sì. forza rientrare e tirare alla Politano, ma può andarsene sulla... io mi sta veramente piacendo tanto il ragazzo, ci sta dando delle ottime soddisfazioni. Con il Milan l'anno scorso fu 2-2, io ho Mm. riguardato la mia reazione perché noi facciamo le reaction sul sito, sul canale, e in realtà non meritavamo di perdere, c'era un rigore inventato, Maximovic Bonaventura, una roba che vabbè, lasciamo perdere. Il Milan arriva però quest'anno più consapevole dei propri mezzi. Che partita ti aspetti? Un Milan che partirà all'attacco, che vorrà impostare il proprio gioco o meno? No, io penso che il Milan di questo momento, che poi è lo stesso dell'ultimo campionato, del finale di campionato, sia una squadra da rispettare, perché penso che meriti assolutamente la posizione che sta occupando e che ci sia anche tanto lavoro dietro, e sicuramente, insomma, poi il plus, la ciliegina sulla torta è la presenza di Ibrahimovic. Però non credo che attenderà il Napoli, credo che farà il suo gioco, e questo per me favorirà sicuramente Gattuso e insomma la squadra, perché avranno, insomma, giocare all'arrembaggio a viso aperto aiuta anche il Napoli a esprimersi secondo le proprie caratteristiche. Quindi penso che sarà una partita spettacolare, anzi me lo auguro, e insomma speriamo che le defezioni che ci sono, perché a noi probabilmente mancherà Osimhen, al Milan mancherà Leao, non pregiudichino lo spettacolo. Assolutamente sì. Per chiudere e per ringraziarti della tua disponibilità, ho visto sul tuo Instagram, che ovviamente lascerò link in descrizione per tutti per seguirti, che hai dovuto affrontare la situazione Juventus-Napoli, tutto questo macello, anche per Marca, e volevo capire come l'hanno vista dall'estero questa situazione un pochino incresciosa, cioè come ne esce l'Italia da tutta questa polemica infinita? Ma ti dirò, c'è stata forse meno polemica Mm. all'estero, perché essendo meno dentro la cosa, quindi meno abituati, insomma, e avendo anche una conoscenza diversa di tutte le regole che vigono qui, del protocollo, eccetera, eccetera, insomma, a tutti è sembrato normale che il Napoli, non essendosi presentato, dovesse poi pagare con insomma, la penalizzazione e la partita persa a tavolino. Noi sappiamo che la questione è meno semplice di così, perché non è che il Napoli un giorno si è svegliato e ha scelto di non giocare quella partita, però insomma mi sa che le cose dal mio punto di vista difficilmente cambieranno, almeno finché non si arriverà al TAR, che è diciamo al di sopra poi della legge federale del calcio.
penso insomma che il CONI non sbugiarderà il giudice sportivo, perché sarebbe un po' insomma controproducente per il loro sistema, Sì. e quindi credo che dovremmo fronteggiare questa brutta storia ancora per un po'. Io l'unica cosa, mentre ero anche io assolutamente negativo sotto questo punto di vista, Mm. anche arrivando poi al TAR che magari ti può dare un indennizzo economico ma non può intervenire nello No, specifico, infatti. sono notizie di questi giorni delle altre partite che stanno venendo assegnate a tavolino. Si parte dalla Norvegia contro la Romania, Svizzera-Ucraina ancora diverso perché la E la Svizzera non fa... Svizzera, esatto, non ha accettato l'Ucraina. Una roba che loro fateci giocare, siamo pochi, ma fateci giocare, siamo pronti. E poi Salernitana Reggiana, con la Reggiana che chiede almeno di non avere il punto di penalizzazione e lo ottiene. Cioè la partita è persa a tavolino, però non vengono puniti con il punto di penalizzazione. Quindi una piccola speranzella ce la possiamo ottenere per almeno quel punto di penalizzazione, secondo te? O siamo Ma troppo? io me lo auguro, perché il punto di penalizzazione è una pena accessoria rispetto al 3-0 a tavolino, quindi rivedendo quantomeno la colpevolezza del Napoli, magari questo punto, perché poi sembra poco, ma pesa già adesso, no? Sì. Anche nei pensieri. Quindi insomma togliersi almeno il punto di penalizzazione sarebbe una grande cosa. Io penso che le gare di questi giorni, così come insomma le gare locali, come tu menzionavi, la Reggiana, abbiano semplicemente dimostrato che insomma il protocollo non è all'altezza, quantomeno è troppo sottoposto all'interpretazione delle circostanze. Se così deve essere, allora anche il Napoli ha le sue attenuanti, quindi o insomma questo è a libera interpretazione o no, va definito. Però queste situazioni il Napoli dovrebbe, mi auguro lo faccia, sfruttarle nella propria difesa, per insomma far capire che poi non è pazzo, ma le cose vanno spesso in un modo particolare. Anche perché questo movente, sinceramente, è una delle poche volte, anche da No, tifoso, che io mi sentivo, ma andiamocela a giocare che quest'anno secondo me ci divertiamo. Loro infatti. sono ancora, insomma, stanno ancora studiando un pochino questo Pirlo, questi nuovi schemi. Che peccato. Che peccato, penso che sarebbe stata una bella sfida, e forse insomma prenderli in un momento così complicato, dove ancora non hanno trovato la quadratura del cerchio, ci avrebbe sicuramente aiutati magari a ripetere la stessa impresa che facemmo con Koulibaly. Però oramai insomma al momento è andata così, speriamo che si rigiocherà. E ci terremo aggiornati al momento. Ultima domanda, ci ritwitterai sui Certo, tuoi social? Io, assolutamente sì. io ti ringrazio infinitamente. Gli amici bellini nei commenti già li vedo che stanno apprezzando e stanno lasciando commenti positivi. Sabrina, tu sei un punto di riferimento per noi che amiamo la Grazie. tattica, ovviamente, giustamente seguiamo Del Genio. Con Del Genio ti abbiamo scoperto e ti seguiamo poi sul resto dei social personali perché meriti Grazie tantissimo. mille. Grazie a te, Grazie di cuore, è stato un piacere, un abbraccio grande. alla prossima, ti ringrazio. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.